Il richiamo è stato predisposto dal Ministero della Salute che nel sito ha pubblicato i lotti di sfilacci con marchio Coppiello Giovanni, azienda con sede a Vigonza, sottoposti a ritiro preventivo precauzionale per sospetta presenza del batterio Listeria monocitogenes. A confermarlo una dei titolari, Barbara Coppiello. Circa 20 giorni fa in un punto vendita di un negozio giù di Bologna, facendo i soliti prelievi che fanno circostanziali, e un campione di sfilati è risultato positivo alla listeria. Sfilacci di equino, pollo e bovino, precisa Barbara Coppiello, che sta organizzando il ritiro delle confezioni prodotte nello stabilimento con marchio IT1323LCE. La listeriosi, aggiunge il Ministero, può causare gastroenterite nelle forme più gravi, meningiti, encefaliti e setticemie. Nello stabilimento padovano dell'azienda, intanto, si cerca di capire cosa sia accaduto, continua Barbara Coppiello. Lo stabilimento viene pulito, disinfettato, controllato, abbiamo dei piani di campionamento sia del prodotto che tamponi ambientali o piuttosto che di superficie, che da anni che viene fatto, siamo certificati ISO 9001. Qual è il problema della listeria? A differenza di altri virus, che vive tanto a 0 gradi quanto a 20 gradi, sì che adesso quello che faremo dalla prossima produzione, che proveremo a fare i test da lunedì, sarà di pastorizzare tutto il ciclo produttivo.